Sott'acqua, sì, rovinato tutto, lavatrici, asciugatrice, tutto quanto. Dico, venga giù sullo studio, ho chiamato la protezione civile, ma non rispondono perché hanno le linee intasate. Almeno da portare una paratia che mi bloccava la porta lì perché mi è entrata acqua in casa praticamente. Disperata? Ha rovinato tutto. Adesso non so. Portogruaro in ginocchio, sono bastate 2 ore, dalle 5 alle 7. Una pioggia mai vista, 250 mm d'acqua caduti in alcune zone della città. In casa di questa donna più di 1 metro d'acqua, invaso lo scantinato adattato a ufficio, distrutti documenti e materiale di lavoro. Veniva giù come un torrente. Ho bloccato lì vedi, con tutti quei sacchi, quelle cose lì, ma come un torrente. Un disastro. L'acqua intervenne in cantina è uscita dalle finestre, dal bocca di lupo davanti e di dietro. Ho chiamato vigili del fuoco e carabinieri, niente, ho dovuto rivolgere una ditta privata, se no nessuno si muoveva. A complicare le cose la mancanza di corrente elettrica che ha bloccato le pompe di molti cittadini. A Portogruaro sono tracimati il Ronchi e il Gruaro. Le idrovole del consorzio, tutte 88 in funzione, non hanno retto, decine i vigili del fuoco al lavoro. Quanta acqua è entrata qui? 2,5 metri. Un disastro. Ha rovinato tutto? Certamente, avrò 15.000 euro di danni. Eravamo tutti a letto, diciamo. Vi siete alzati? Ed era già successo, insomma, in un attimo è arrivata. È venuta su dalle fognature, non dalla strada, è venuta su, è entrata dalle fogne. Allagate molte strade, isolate le case, al lavoro per tutto il giorno i volontari della protezione civile. Io avevo l'auto all'interno del garage, addirittura questo giro qua, a differenza non si può perché come si fa? Prima penso che i danni più alti siano nella mia abitazione e nell'ultima. Tanti. Tantissimi, no tanti. Si può fare qualcosa prima, si dovrebbe fare qualcosa prima.